Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, siamo su Football Manager 2014. Allora, siamo contro il Charlton, fuori casa, a Valley Stadium, boh, mai sentito su stadio. Siamo con la titolarissima, andiamo, siamo a 4 punti di vantaggio anzi no, forse 7 punti sull'Huddersfield, adesso non ricordo, perché sono una mezza pippa, lo ammetto. E vediamo di andare avanti in questa stagione, in questo momento devastante, meravigliosa, di prendere la promozione diretta e soprattutto fare bene. Ecco, siamo... che sbaggiami. 31 Leeds, 26 Nottingham Forest, poi neanche l'Huddersfield, è crollato l'Huddersfield, ok. Bene, vai, perfetto. Andiamo di offensivi, voglio spaccarli i maroni a questi. Buona fortuna ragazzi. E andiamo, Charlton Leeds United. Dai raga, noi vogliamo questi 3 punti. Noi vogliamo i 3 punti. Attenzione, Leicester in vantaggio, ma pareggia subito al Nottingham. Pazzesco. Attenzione, attenzione, no, no. Vai Diouf, vai, involati Diouf. Involati Diouf, 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 Diouf si invola, Diouf si invola. Diouf. Vai, Cracker Doria. Beck. Mark Noble. Cracker Doria. Noble. Attenzione Martins, mamma mia, per poco Paperone sotto la pioggia del portiere del Charlton, incredible. Dai fioi, regalateci 3 punti. Partita un po' complicata per il momento. 37esimo, pochissime azioni. Il Nottingham Forest vince 2-1. Fioi sveglia. Oh, dai Fioi. Oh, i giocatori sono veramente tutti pieni di fango, cazzo. Attenzione Stewart. No, ma dai, ma questo non è rigore mai, non ci voglio credere. Ma dov'è il rigore? Adesso spiegami dov'è il rigore. No, me lo devi dire spiegare perché sinceramente io non ho capito. Attenzione Jackson e c'è il gol. 1-0 per il Charlton. Incredibile. Incredibile. Rigore regalato dall'arbitro. Beh. Mostratemi qualcosa di diverso nel secondo tempo, per cortesia. Dai, Fioi, però... Niente, non ci siamo, non ci siamo. Oggi disastro, mamma mia. Tattiche, 2 cambi devo farli adesso. Biondini per Noble. E qua, Watton, vai. Dai Martins, Martins, mamma mia! Oba, oba, Martins, un gol spaventoso. Gol spaventoso di Martins. Grandissimo Oba. Grandissimo gol di Martins, ragazzi, dai. Però dobbiamo vincere, cazzo, con sti qua che abbiamo da vincere. Dai! Mamma mia, parata del portiere, ma quasi quasi veniva fuori l'Eurogol. Beck, errore di Beck, non ci credo, non ci credo. C'è il 2-1. Ma che a puttana di... Errore inconcepibile di Beck. Dai ragazzi, dai Beck, riscattati, vai Beck per Ocampos, Ocampos traversa, incredibile traversa di Ocampos. Non ci voglio credere.
Dai ragazzi, no, non possiamo perderla però. Vai Doria, Cracker Doria, per Biondini, per Austin, vai Diouf, vai Martins, Oba, Oba, Martins, 2-2. Decimo gol stagionale, visto che qualcuno aveva criticato l'acquisto di Martins, e invece ragazzi, in questa categoria sta facendo il suo. Attenzione, Isgrove, no! Buttala via Biondo, buttala via Jackson, Stephens, Wood, Dammet. Dai Fioi, ma sì, però pressiamo, cazzo, gol. Incredibile 3-2. Incredibile 3-2, partita senza senso, tutto per tutto ragazzi, ma andate a cagare, va. Pazzesco, pazzesca partita contro il Charlton. Incredible, it's incredible in polacco antico proprio. Ma porca troia. Neanche il pareggio, poi andiamo a perderle in maniera ignobile proprio. Sveglia. Devo dire però finita, finita. Dai, l'ultimo respiro. Finisce qua. 2-3-2, andate a cagare. Andate a cagare, mi incazzo come una bestia, non si può perdere con i morti. Vaffanculo, 3-2, pesantissimo. Buono ragazzi, siamo contro il Middlesbrough, siamo con la titolare solita, però non c'è, come si dice, non c'è Warnock a sinistra e Austin al centrocampo perché sono squalificati, quindi ho messo White e Biondini al posto dei due titolari. Speriamo di vincere perché veramente il 3-2 col Charlton mi è stato, insomma, sono girate abbastanza le balle e comunque ragazzi la Championship inglese è veramente un campionato duro, eh. Solo un punto di vantaggio, però una partita no, una partita in più all'Huddersfield. Beh, siamo là comunque, dai. Siamo là. Dai ragazzi, questa la voglio vincere bene, eh. Leeds Middlesbrough. Dimostrate al mondo che siamo i favoriti. Dai fioi, dai. Occhio, gol. Mamma che miracolo. Occhio, mamma mia. Dai fioi, dai. Ah, madonna del signore. La squadra non c'è. White, The White va a farfalle. Bravo Cracker Dolly Biondini. Vai, vai Ocampos. Vai Marchetto Nobile. Vai Biondini, vai Diouf. Diouf per White, vai White. Diouf. C'è il gol di Diouf. 1-0 Leeds. Hail, Haji Diouf. Buono, buono. Adesso continuiamo così ragazzi, continuiamo così e portiamo a casa i 3 puntici. Davvero fare una rima strepitosa. White. Ocho Martins, Diouf per il 2-0, Diouf. Miracolo del portier, papà, miracolo del portier. Comunque sono state addirittura 15 giorni di pausa, perché non lo so il perché è stata una buona pausa, non penso sia le nazionali, non lo so. So solo che è stata questa pausa del cazzo e la squadra è un po' più riposata, però 1-0 stentato, cioè... Siamo in un momento della stagione non meraviglioso. Poi sempre bravissimo il Biondo, però ragazzi Biondini, grande acquisto, eh. Occhio, bravissimi. E vai che andiamo, vai Oba, vai Oba, vai Oba, vai Oba, Ocampos, Ocampos! E la piazza sempre così, Lucas, Ocampos, 2-0. E in casa siamo una bestia, siamo fenomenali, in casa ne vinciamo praticamente tutte.
Il fuori casa è il problemino. Meritato vantaggio per il Leeds United. Continuate così. Allora, mettiamo un po' di turnover perché sennò qua si incazzano anche certi giocatori. Mettiamo Murphy. E il piccolo Kramer. Il piccolo Kramer. L'ultimo cambio sarà Martins per McCormack. Se non ci sono infortuni, se tutto è tranquillo, quello sarà l'ultimo cambio. Dai, dai ragazzi, dai, Occio Barbino. Beraigno. Marcalo, Ledesma. Occio. Eccolo là il gol. Ma perché? Che culo, fuori gioco. Però non ci siamo, la difesa non è devastante, purtroppo. Oh, Leeds United, Leeds United, Leeds United. Non siamo più di giocare. Vai Sober, un bel rinvio per Diouf. Recupera Kramer contro Kramer. Diouf. Vai. Oba, il piccolo Oba. Pressiamo. Oh. Occio. Eccolo là, gol. Uff, 2-1, si soffre adesso. La squadra non è in forma come il primo periodo, però purtroppo. Speriamo che non sia la vittoria con l'Arsenal che ha esaltato la squadra. Dai, passa tempo, passa. Tattiche. No, la vedo brutta. La vedo brutta. Mamma mia, Summer. Qua dobbiamo cambiare qualcosa. Sì, dobbiamo cambiare assolutamente qualcosa. Stiamo soffrendo troppo. Controllo. Disturbate gli avversari e rallentate sto ritmo du cazzo. Dai fioi. Teniamo duro perché non vincere questo sarebbe veramente un delitto. Cazzo, un primo tempo perfetto. Murphy. Beck. Comunque le riserve non sono all'altezza. Beck ha un altro errore come l'altra volta. Ma perché? Prossima partita Beck sta in panca. Ocampos si invola. No, Madonna, Ocampos è la vera stella della squadra. Ocampos! Parato di stele. O stile, come cazzo volete voi. E si va a vincere 2-1 alla Road, ma quanta fatica ragazzi, quanta fatica. Energico, ben fatto, ma con sofferenza. Vai raga, terza partita del Videus, titolarissima ma fuori dalle palle Beck, chi mi ha deluso nelle ultime due partite, ho messo Green. Andiamo, siamo Blackburn, Leeds. Per cortesia portiamo a casa i 3 punticini perché ripeto, la stagione deve passare veloce. Perché il vero divertimento, il vero panico è il prossimo anno, se andiamo in Premier, con questa squadra qua, cioè l'obiettivo è la salvezza, ma sarà da lottare veramente con il culo. 4 punti di vantaggio per Leeds sul Nottingham Forest, squadra gloriosissima che ha vinto anche 2 UEFA Champions League, anzi Coppa dei Campioni. Viva la Coppa dei Campioni, vaffanculo la Champions. Quanto più bella era una volta, solo chi vinceva il campionato andava in Champions, porca troia, adesso no, vanno anche le terze e le quarte dal 98, adesso dal 92-93, cioè dal 91-92 hanno aumentato le squadre, poi vabbè successivamente hanno messo, fra un po' arriveremo a 306 squadre, anche, anche le 12esime andranno in Champions, che schifo, man. Offensiva, spacchiamoli il culo, dai, vai fioi. Cerchiamo di fare sti cazzo di 3 punti fuori casa, che ne facciamo una vittoria e 3 pareggi, una vittoria e 2 sconfitte, cioè noi in trasferta siamo strani, cazzo. Blackburn, il Blackburn.
Vaffanculo, tosse di merda. 8 no, dai, vi prego, gol. Non convalidato, ma basta. Cioè, a sto punto proviamo a fare il contropiede in trasferta. Giochiamo di contropiede, vediamo il contropiede come indiano. Wernick, Oba, Austin, sono rotti i coglioni, proviamo a cambiare tattica. Vediamo di contropiede, vai, Diouf, fallo, porco. Varalis, ma vai a fare un salto da tua madre, Lis, ma non ci voglio credere. Cioè, fuori casa la squadra non sa giocare, cioè, questo è un limite no clamoroso, de più proprio. Incredibile, fuori casa siamo una squadra di pipponi, cioè. Non so cosa dire, Fiori. Però dopo ho vinto con l'Arsenal in coppa. Adesso mi incazzo a sbrega, però, beh, avete poco da spaccare il cazzo, Fiori. Cioè, siete delle merde fuori casa, fate schifo. Fuori Diouf. E mettiamo anche il biondo per l'Idrey che non mi sta piacendo in questo periodo. Ragazzi, 45 minuti per minimissimo pareggio, ma proprio minimissimo, il minimissimo sindacale. Dai, Fiori, dai! 51esimo, che bello. Ma ridorme con una squadra dei goldoni proprio. Mi sto incazzando, mi sto incazzando. Siamo già al 78esimo, evviva, che bello. Che bello, 10 minuti per fare almeno un pareggio che non arriverà. '85esimo, tutto per tutto, Fiori, tutto per tutto. Freghiamola, no, niente da fare. Vai, ti prego, vai McCormack appena entrato, vai McCormack, rete, Ross, McCormack, all'86esimo, e porca mignottona 1-1, e porca mignottona 1-1. McCormack ha fatto un gol da fenomeno. Va bene anche il pareggio, a sto punto, cioè se non potremo vincere mai fuori a casa. Cioè. Ormai sì, è finitissima, fischia arbitro, fischia. Dai che è finita. Alla fine va bene, un punto guadagnato. Bruttissima partita contro il Blackburn, ma ci siamo, ragazzi. Sono Belungi, vediamo la classifica. 2 punti di vantaggio del Leeds sul Nottingham Forest. Mamma mia che classifica. Solo 2 punti di vantaggio dall'Huddersfield e dal Nottingham Forest. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, c'è tanto da lavorare. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.